Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto, lo sappiamo, è arrivata la zona bianca, tanto attesa, tanto annunciata anche perché ne abbiamo parlato moltissimo. I dati riguardanti l'emergenza coronavirus, i contagi, la pressione sulla sanità e possiamo dirlo anche, insomma, il lavoro fatto dalla Regione sui vaccini ci stanno portando verso una soluzione, speriamo, tempestiva o quanto prima di tutto quello che stiamo vivendo. Allora, abbiamo visto zona bianca, ne stiamo parlando con le nostre redazioni sguinzagliate sul territorio per sentire che cosa ne pensano i veneti. Pare che si senta, pare che dalle prime informazioni che ci arrivano, insomma, pare che si capisca bene che l'aria sta cambiando, quindi tema di giornata ovviamente il ritorno alla normalità da parte del Veneto. Ne parleremo di sicuro alle 12:30, quindi fra meno di mezz'ora, con il presidente Luca Zaia in collegamento dalla sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa quotidiano legato all'emergenza coronavirus. Ci saranno informazioni importanti di sicuro sulla campagna vaccinale per capire se verranno implementate altre fasce, altre coorti oppure se si andrà avanti con questi ritmi. Poi vediamo assieme i dati che sono davvero importanti anche per la campagna vaccinale. Poi parleremo con le nostre redazioni per capire che aria tira in Veneto. Vi ricordiamo che stasera il Veneto, avevamo la conferma dell'ANSA solo per evitare di magari dare qualche informazione sbagliata, questa sera il Veneto torna in senza coprifuoco, quindi sparisce il coprifuoco. Resta da capire che cosa succederà nelle piazze, nelle città del Veneto, tanto amate dai turisti, tanto amate anche dai cittadini per la loro bellezza, la voglia di vivere nuovamente le città. Vediamo cosa succederà stasera, se ci sarà l'assalto ai centri storici oppure se la gente è abituata com'è a un orario un po' diverso da quello che c'era prima, deciderà di tornare magari a letto alla solita ora. Allora, noi siamo in attesa di collegarci con Padova per fare il primo nostro collegamento via Skype. Vediamo però che c'è qualche piccolo ritardo nel segnale, quindi andiamo già a vedere la cronaca padovana con un incidente avvenuto a Villafranca, ferita anche una bambina di soli 2 anni. Ha perso il controllo dell'auto ed è uscita di strada. A bordo con la giovane donna c'era anche la figlia di appena 2 anni. L'incidente è avvenuto questa notte a Villafranca Padovana lungo la strada provinciale 75. Verso le 4:30 l'auto si è ribaltata su un campo a bordo strada. La donna, la guida, è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno estratto dalle lamiere la figlioletta di appena 2 anni, rimasta ferita ma fortunatamente non in maniera grave. La mamma invece è stata trasferita in ospedale d'urgenza. Sempre a Padova, vi ricordiamo che questa è la settimana, entra nel vivo la tredicina di Sant'Antonio, entrano nel vivo le celebrazioni antoniane. Nella prima domenica di tredicina, appunto ieri, si è svolta la solennità del Corpus Domini in Basilica con la partecipazione alla Santa Messa da parte delle comunità dei migranti. Una delle celebrazioni più sentite per l'intensità e per le diverse etnie presenti che hanno colorato con i loro canti, con i loro idiomi, i loro costumi la domenica di tredicina. Numerose le comunità presenti con le loro rappresentanze, tenendo conto che a Padova sono circa 40.000 i migranti residenti, 100.000 se si contano anche quelli in provincia. Dalla comunità polacca, quella romena, cingalese, filippina, solo per citarne alcune, sabato 5 giugno ci sono stati addirittura 2.000 passaggi alle reliquie e domenica solo in mattinata erano già 759. Vi ricordiamo poi tutta la settimana Rete Veneta seguirà le celebrazioni ogni giorno, tutti i pomeriggi con la Santa Messa, con tutto quello che si collega a questa settimana importantissima. Poi naturalmente domenica, come è successo l'anno scorso, con una giornata davvero da segnare negli annali anche del giornalismo televisivo veneto, con il santo portato in elicottero sui luoghi del dolore e della pandemia. Quest'anno cambierà qualcosa, ma noi ci saremo sempre per tutta la giornata, dall'alba praticamente fino a ben oltre il tramonto. Saremo in diretta con un'edizione straordinaria della festa, per la festa del Santo. Allora, passiamo a Vicenza perché ci sono tante cose da vedere. State
2021 c'era il timore che Vicenza potesse chiudere per ferie dopo le difficoltà dei mesi scorsi, invece la città resta aperta e l'amministrazione ha programmato eventi per tutti i fine settimana. Veneto in fascia bianca nell'aria, c'è voglia di vacanza, ma quest'estate 2021 con l'emergenza pandemica che piano piano retrocede, la città di Vicenza non chiude. Noi non chiudiamo, anzi saremo aperti tutto l'anno. Dopo tutte queste chiusure abbiamo voglia di lavorare il più possibile. Come attività rimaniamo aperti, anche perché bisogna ancora pagare i conti di fine anno, quindi credo che sia la cosa migliore rimanere aperti e prenderci dentro finché si può. Chiuderemo probabilmente una settimana a settembre quando il lavoro cala. Vacanze rimandate a settembre, bisogna recuperare quanto perso con le chiusure, ci sono affitti e bollette da pagare, la parola vacanze sembra lontana. Noi abbiamo istituito il tavolo delle associazioni del centro storico che ci dà un ritorno in tempo reale di quelle che sono le decisioni del nostro tessuto commerciale, e la scelta è chiaramente quella di rimanere aperti. Aspettavano questo momento da tantissimo tempo, lo fanno non solo per se stessi, lo fanno anche per rendere quanto più accogliente possibile Vicenza. L'amministrazione dal canto suo ha lavorato per la ripartenza della città puntando su eventi e manifestazioni. Abbiamo offerto ai vicentini e ai turisti che sceglieranno la nostra città un calendario di eventi attrattivi e di qualità che è già partito di fatto e che coinvolgerà tutte le piazze del centro storico senza sosta ogni fine settimana fino alla fine di settembre. Situazione diversa per le attività produttive, dalla meccanica al settore moda, all'edilizia al turismo. Il mondo della produzione sta avendo dei risultati importanti in questi primi mesi, ma anche le prospettive sono molto buone. Le ferie sicuramente devono essere fatte perché è un diritto del lavoratore. Sicuramente sono state penalizzate le categorie del turismo, ma adesso si stanno prospettando momenti positivi anche per loro e sicuramente avranno un incremento forte di quello che è la richiesta di lavoro, e vediamo anche i primi movimenti su quanto riguarda gli stranieri che si stanno avvicinando nei nostri territori. Vicenza è nota per le sue bellezze, è nota per la sua movida, ma è nota anche per alcune scelte importanti che l'amministrazione comunale sta portando avanti sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto all'aperto. È tutto pronto per una stretta sul fumo. Sentiamo cosa succede. Vicenza città smoking free, libera dal fumo, sigarette addio. Un piano che sta prendendo vita all'interno di Palazzo Trissino, che studia una serie di azioni per migliorare la qualità dell'ambiente. 18 anni fa il Parlamento italiano varava la legge antifumo. Era il gennaio del 2003. Le sigarette accese venivano bandite all'interno dei locali aperti al pubblico, liberando bar e uffici da nubi grigie. Ora si supera anche quel confine, si va oltre. A Vicenza non si potrà accendere la sigaretta nei parchi, all'esterno delle scuole o sotto i porticati dei musei. Il divieto potrebbe poi essere esteso, come in altre città, anche alle fermate dell'autobus o del taxi, oppure nei cimiteri o negli stadi. Misure che non sono solo educative, ma che mirano a ridurre l'inquinamento dei mozziconi buttati a terra e a tutelare la salute dei cittadini, in particolare dei più giovani. Riteniamo che comunque la lotta al fumo sia una battaglia di civiltà, soprattutto in alcune aree, ad esempio nei parchi pubblici piuttosto che davanti alle scuole, dove spesso ci si creano anche assembramenti di ragazzi che fumano, o nei monumenti stessi per tutelare i monumenti di Vicenza, si pensi davanti all'Olimpico piuttosto che al Chiericati, per fare alcuni esempi. Quindi è una battaglia di civiltà sulla quale stiamo lavorando per un provvedimento che possa porre delle limitazioni nei confronti di chi poi deve rispettare anche la nostra città e i nostri spazi più importanti. Un piano aria che segue un trend già in voga in diverse città italiane e straniere. Da Milano a Parigi fino a New York è vietato fumare in tutti i parchi pubblici già da anni. Adesso anche a Vicenza è pronta la stretta sul fumo, ma in un modo soft, con delle zone che saranno dedicate a chi vuole accendersi la sigaretta. Ci saranno poi delle aree magari riservate ai fumatori, perché comunque hanno anche loro dei diritti, poi ognuno sceglie come meglio tutelare la propria salute. Da non fumatore ritengo che sia una battaglia di civiltà da sostenere. Allora, noi abbiamo giusto 30 secondi di numero per sentire quali sono le novità da Vicenza, visto che di Vicenza stavamo parlando, con Gabriella Basso. Giornata piena oggi a Vicenza, Gabriella?
Sì, Ferdinando, buongiorno a te e ai telespettatori di Rete Veneta. Infatti sono un collegamento veramente volante qui in Corso Palladio, sta raggiungendo proprio il sindaco che avete appena trasmesso sulla questione fumo, perché l'altra grande questione di Vicenza rimane ancora la movida. Anche ieri sera ci sono state, tra il sabato e la domenica, insomma ci sono stati momenti difficili. C'è un comitato di residenti di Contrappescheria Vecchia che ha chiesto al sindaco di intervenire, quindi stiamo andando a sentire un po' cosa si intende fare, e si parlerà anche di nuove telecamere di videosorveglianza per quanto riguarda le scuole. Gabriella, abbiamo già qualcosa di cronaca, visto che la cronaca arriva sempre a metà mattina a Vicenza. Sì, le notizie della mattina naturalmente, però sappiamo che c'è un punto di contatto importante a quell'ora con le forze dell'ordine. Sì, infatti abbiamo innanzitutto una storia di un furto a Grumbolo delle Abadesse, quindi siamo in provincia. Ignoti sono penetrati in un'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari e hanno addirittura portato via proprio un armadio contenente degli orologi e dei fucili da caccia, 4 fucili da caccia, complessivamente il bottino di 4.000 euro. E poi un'altra storia, questa è una storia molto triste che riguarda 2 anziani di 80 e 75 anni circa. Ieri pomeriggio è scattato l'allarme perché entrambi coscienti, i 2 coniugi, i 2 anziani, hanno tentato il suicidio. So che di solito non diamo i suicidi, ma questa è una storia molto particolare perché è una storia di anziani appunto che sono in difficoltà non tanto economiche ma quanto proprio affettive, ovvero di diciamo mancanza, se vogliamo definire così, forse perché chiaramente i figli stanno lavorando nelle loro famiglie, quindi sono di corsa. Però proprio la solitudine, i rapporti che si stanno deteriorando anche nei gruppi familiari, capite? Allora, Gabriella, dobbiamo andare in pubblicità, però abbiamo capito che il TG Vicenza di questa sera sarà molto interessante, ci sono dei temi anche delicati di cui naturalmente la redazione saprà trattare con i guanti naturalmente di velluto che usiamo in questo caso. Grazie Gabriella, se ci sono novità importanti a Vicenza non richiamateci, scusate, perché siamo sempre in onda. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Noi torniamo in studio ma solo per lanciare pubblicità, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto la cronaca dal Vicentino con importanti notizie nel TG Vicenza di questa sera che vi invitiamo a seguire per gli approfondimenti. Notizia di cronaca molto grave anche a Bassano, un uomo di 36 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bassano in seguito alle ferite riportate in una lite avvenuta in centro storico. In carcere a Vicenza, con l'accusa di lesioni personali aggravate si trova ora rinchiuso l'aggressore, un 21enne nativo di Lecce, residente a Bassano. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due sarebbe nato un diverbio per futili motivi, durante il quale il giovane avrebbe colpito l'uomo con un pugno. L'uomo sarebbe caduto a terra battendo il capo sull'asfalto e rimanendo privo di sensi. Soccorso da un'ambulanza del SUE 118, il 36enne, le cui condizioni sono apparse subito molto serie, è stato intubato sul posto, poi trasferito nel reparto di rianimazione. Stiamo seguendo questa vicenda a Bassano, nella TG di stasera vi daremo sicuramente tutte le informazioni del caso. Torniamo ora invece a Vicenza perché abbiamo parlato dell'ordinanza antifumo, siamo andati a sentire i vicentini che cosa ne pensano. Sarà uno stimolo a non fumare, però non ci ho riflettuto, non sono una fondamentalista. Non ti faccio dire nulla. Però secondo lei è esagerato? Non lo so. Oddio, all'aperto mi sembra un po' forzata la cosa. Diciamo che magari vicino a musei, però se ci sono gli spazi adeguati secondo me si può ancora, insomma, anche perché fatica a eliminare proprio del tutto il fumo. Io ci ho messo parecchio. Avendo un bambino piccolo mi dà un sacco fastidio la gente che si avvicina e che viene a fumare, ovviamente all'aperto, però vicino bambini o comunque in luoghi dove c'è parecchia gente è un po' fastidioso, diciamo. Capisco anche le esigenze di chi fuma. Andiamo verso delle leggi anche che tutelano le persone, oltre che a imporgli dei divieti. Quindi secondo me io la vedo in maniera positiva.
Quindi fa bene l'amministrazione a vietarlo? Sì, diciamo che aiuta anche aiuta soprattutto a non fumare. Hanno pienamente ragione. Perché già sono passato prima, ho sentito proprio una che fumava, la signora che aveva detto che fra poco neanche più fumare, e che dopo te lo senti, anche la mascherina te lo senti che è pazzesco. Poi la sportizia, poi pesti da tutta la polvere che viene su, che cavolo di cenere che viene su, fanno di più che bene. Facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo e fra 10 minuti inizia la conferenza stampa di Luca Zaia, grandi novità in arrivo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Noi siamo pronti ad andare in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa di Luca Zaia, ma prima di andare a Marghera andiamo sul ponte di Bassano, dove a pochi giorni dall'apertura, dall'inaugurazione, dalla riconsegna del monumento alla città, agli amanti del bello, della tradizione, della storia, dell'arte di tutto il mondo, sono già arrivati i vandali. Abbiamo Vanessa Banzato con Alessandro Costacurta sul ponte. 30 secondi per farci vedere che cosa hanno fatto queste persone. Sì, buongiorno Ferdinando e buongiorno ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Ecco qua, questa è solo una delle scritte che sono apparse proprio sul Ponte Vecchio, che è appena stato restituito alla città. Ce n'è una qui, ce n'è una sulla terrazzina e un'altra sulla balaustra. Non contenti, sulla parte opposta del ponte, la parte a sud del ponte, hanno anche intagliato, probabilmente con una lama, con un taglierino o quant'altro, proprio la balaustra appena sistemata. Quindi ci sono già delle novità. Ricordiamo c'è una telecamera di ultimissima generazione all'imbocco del ponte e questa sera ci saranno delle interessanti novità, perché una cosa del genere, abbiamo sentito anche la gente, non si può vedere su un monumento nazionale appena riconsegnato alla città. Ferdinando. Allora, grazie Vanessa, grazie Alessandro Costacurta per questo collegamento. Nel TG Bassano di questa sera ci saranno novità importanti su questo tema di stretta attualità, di cronaca possiamo dire, per quanto riguarda il ponte di Bassano, Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, chiamatelo come volete, la sostanza non cambia, un monumento amato dai veneti, amato da tutto il mondo, vengono da lontano per vederlo, e che qualcuno si permetta dopo pochi giorni dalla riapertura di inzaccherarlo, sporcarlo, usarlo come un qualsiasi muretto per fare di graffiti, insomma è una cosa che merita molta attenzione, forse un segnale importante sul quale bisognerà ragionare. Ne parliamo nel TG Bassano di questa sera. In attesa di Luca Zaia noi vediamo i dati delle vaccinazioni. Allora, con la regia di Fabio Verin andiamo a vedere questo grafico, questa tabella che ci è arrivata dalla Regione. Negli ultimi giorni sono state fatte più o meno 40-50 mila somministrazioni al giorno, siamo a 46 mila, questo è l'ultimo dato disponibile, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 3.027.727. Le prime dosi sono 37 mila in più, quelle l'ultimo dato disponibile, per un totale di 2.019.260. I cicli completati hanno superato anche in Veneto il 1 milione di persone, siamo a 9.228 in più. Il Veneto ha somministrato l'89,4% delle dosi a disposizione. Scendiamo un po' nella seconda parte della tabella per vedere che ormai gli over 80 sono al 98%, 86% anche i 70-79, parliamo di prima dose, 79% i 60-69 anni. Siamo un po' a rilento onestamente con la fascia 40-49 anni che è ferma a 23,7%, disabili con almeno una dose 75,8%, vulnerabili con almeno una dose 75,4%. Sappiamo che, torniamo in studio perché andiamo a vedere anche l'ultima tabella prima delle altre informazioni. Allora, pare che siano stati fatti 40.422 vaccini solo a Padova nel weekend, quindi dati importantissimi. Vediamo che c'è del movimento
nella sede della Protezione Civile di Marghera. Dovrebbe arrivare fra qualche istante il governatore Luca Zaia. Noi, in attesa di Luca Zaia, vediamo anche gli ultimi dati disponibili dell'emergenza coronavirus, che ci dicono che siamo solo, e lasciatecelo dire, solo è importante, a 6.848 persone attualmente positive in Veneto, 14 gli ultimi casi evidenziati, il resto ce lo dice il governatore. Eccoci qua pronti. Intanto abbiamo la Città della Speranza, salutiamo Mrs. Fochesato che è qui, grazie. E c'è una bella iniziativa, prego Assessore. Città della Speranza, guardate che se non ci fosse bisognerebbe inventarla, quindi grazie anche a tutti i volontari che ci lavorano alla Città della Speranza, grazie a tutti i donatori perché si è fatto un centro di ricerca unico al mondo, grazie alle donazioni e la voglia di fare, la determinazione ovviamente di chi porta avanti questa sfida. Prego. Sì, allora questa è l'ennesima iniziativa, come diceva il Presidente della Città della Speranza, che sappiamo insomma, che ogni fine settimana insomma, sempre insomma, ha iniziative per la raccolta fondi per tutte le attività che fanno, e l'iniziativa nuova è quella appunto di un asciugamano, poter acquistare un asciugamano in spugna e microfibra prodotto in Italia con 20 euro o tramite il sito della Città della Speranza, o si può comprare anche in questi eventi che ci sono e sono organizzati tutta la giornata del 19 di giugno a Villa Verla. Facciamo vedere l'asciugamano? Sì, sì, facciamo vedere, eccolo. Guardate che bello. Eccolo qua. Adesso si prepara in spiaggia. Certo. No, funziona, quindi in spiaggia vogliamo vedervi tutti con questo, mi raccomando. Com'è? Spiaggia, Veneto, è già aperto, tutto aperto. Tutto aperto. Quindi acquistate l'asciugamano della Città della Speranza. Costano 20 euro per capirci, abbiamo detto. O tramite il sito durante l'evento che vedete qui. O all'evento del 19 giugno a Villa Verla, oppure sito Città della Speranza. Beh, insomma, ma anche un'occasione per fare un omaggio a qualcuno, a qualche amico, un compleanno, una cerimonia, un pensiero, 20 euro, e si aiuta ovviamente la ricerca. E poi questa gente seria, quindi la solita storia che mi dicono, ma dopo i skate dove vai a finire? Là vanno a finire, cioè, anche perché c'è un bilancio pubblico e con serietà è sempre stato gestito. Quanti anni è che siete ormai? 26. 26 anni. Quanto avete investito di ricerca? Raccolti circa 80 milioni di euro che sono diventati. Vieni qua così, vieni qua a dirlo. E così conoscete la Presidente? Past President, scusa, non cambia niente, siamo tutti presidenti. Sì, mi pare sì. Grazie. Stefania Fochesato, che è stata Presidente della Città della Speranza. Prego, mai 2 numeri sulla città e cosa ha fatto? Allora, nata 26 anni fa, abbiamo costruito prima a Padova il reparto di accoglienza per i bambini quindi con patologie oncologiche, e poi la Torre della Ricerca, che è il più grande centro ricerche a livello europeo. Ad oggi abbiamo 300 ricercatori e credo sia importante dire che tutte le leucemie, linfomi e sarcomi in Italia è fatta da noi la diagnostica avanzata. Significa che un ospedale di riferimento può essere il Bambin Gesù piuttosto che il Gaslini, fa la prima diagnosi. Poi arrivano da noi i campioni, viene fatta l'analisi molecolare. Significa dare maggiore opportunità di guarigione, quindi meno rischio recidive, di conseguenza meno rischio di perdere bimbi. Il nostro scopo è quello di aiutare tutti i bimbi in Italia e di migliorare sicuramente anche la ricerca, perché come sappiamo siamo all'85% per alcune leucemie, ma non è 100%. Sostenerci anche con iniziative come l'asciugamano, come la partecipazione agli eventi, ci permette di avere qualche ricercatore in più che ci avvicina a quel 100%. Quindi grazie per chi parlerà di noi, per chi ci sosterrà e per chi ci è vicino. Ringrazio sempre il governatore Zaia, che non dimentica mai di sostenerci, e l'assessore Lanzarin, che devo dire proprio ci dà una mano sul territorio tantissimo. Grazie. No, grazie a voi, grazie veramente di cuore. Ecco, io aggiungo solo una cosa, che quanti volontari siete?
I volontari sono tantissimi, è difficile addirittura calcolarli perché a seconda degli eventi, diciamo, tutti si mettono a disposizione. Vedo qua l'Arma dei Carabinieri, vedo Protezione Civile, vedo persone normali, vedo mamme, famiglie. I volontari è difficilissimo perfino calcolarli perché a seconda dei momenti le persone ci sono. E molti, se non la stragrande maggioranza di chi opera, di chi segue la Città della Speranza, voglio ricordare che ha subito anche questa vicenda familiare, quindi hanno toccato da vicino il problema. Compresa me. Nasce da lì. Infatti, lo facciamo perché abbiamo perso i nostri bimbi e il nostro concetto che non vogliamo che succeda più, quindi ci siamo totalmente dentro per questo. Grazie. Grazie Stefania. Grazie. Adesso comprare asciugamani ragazzi, che non mi fate far brutta figura. Boh. Dati, facciamo veloci anche oggi. Tamponi molecolari 5.457.000, tamponi rapidi 4.895.000, totale 10.353.000. Positivi nelle ultime 24 ore 38. Vuol dire 5 positivi a provincia, che sono lo 0,82% rispetto ai 4.618 tamponi che abbiamo fatto. Positivi dall'inizio della tragedia 424.040. Positivi oggi in Veneto che si stanno negativizzando 6.819. Ricoverati oggi in Veneto 571, meno 5. Questi 571 sono così suddivisi: 506 in area non critica, 65 nelle diverse terapie intensive del Veneto, meno 1 e meno 4. L'area non critica dei 65 si somma ai 3,42 non Covid in terapia intensiva, sono 407 in totale. Totale dei decessi 11.581 più 1. Ripeto, siamo ancora l'8ª regione in Italia e quella tra quelle che ha avuto, diciamo, che più colpite, che ha meno decessi, lo dico a titolo di informazione, dimessi 21.846. Allora, due ragionamenti. Tanto questa conferenza stampa molti mi chiedono quanto durerà. Dura finché serve. Nel senso che di certo noi abbiamo anche altre cose da fare, di certo è un impegno per me, l'assessore e tutti quelli che lavorano per noi, ma grazie al vostro prezioso aiuto, e qui mi sento di ringraziare tutta la stampa, ma non è un addio, è solo un intermezzo, riusciamo ad avere la campagna vaccinale più performante d'Italia. Sapete qual è il vantaggio del Presidente della Regione e dell'assessore? Che venire qui e dire ragazzi si apre una categoria vaccinale e dopo un'ora ai 170-200.000 prenotazioni lo può fare solo il Veneto, grazie a questo marchingegno di comunicazione messo in piedi. Quindi grazie a tutti. Quanto durerà? Finché avremo comunicazione utile ai veneti. E lo possiamo dire senza problemi perché nella prima fase sono stato letteralmente stalkerizzato da chi sosteneva che facevano la conferenza stampa per le elezioni. Siccome elezioni noi non ne abbiamo, con serenità vi diciamo resterà in piedi finché servirà ai veneti. Oggi avremo due comunicazioni importanti per i veneti. Però cosa voglio dirvi? La prima cosa che voglio dire è oltre le due comunicazioni, anzi le prime robe. Prima roba, abbiamo passato i 3 milioni di vaccini, sono 3.066.000. È straordinario perché abbiamo passato i 3 milioni di inoculazioni. Quindi grazie a tutte le donne e uomini della sanità, volontari, tutti quelli che lavorano nei famosi 60 centri vaccinali, sono circa 1.600 persone, abbiamo fatto un conto. Dei 3 milioni di vaccini, 1 milione sono cicli completi. Non è una roba da poco, vuol dire che 1 milione di veneti non hanno più da preoccuparsi di guardare quando faranno la seconda dose. Seconda roba. Dalla mezzanotte e un istante di questa notte, il passaggio da domenica a oggi,
è scattata la zona bianca per il Veneto. Intanto questo è un successo che è dato dal fatto che ci vuole fortuna nella vita, perché lo abbiamo detto con la prima fase, vi ricordate? Stessi giorni Codogno, a Codogno alla fine abbiamo visto le bare portate via Bergamo e in quelle zone della Lombardia con i camion dell'esercito, ve le ricordate quelle immagini? Lì abbiamo avuto paura quando abbiamo visto quelle immagini. Da noi non ha battuto così tanto nella prima fase, quindi un po' di fortuna anche ci vuole con questo virus, l'abbiamo capito. Siamo stati sicuramente sotto fortissima pressione nella seconda fase, abbiamo avuto una terza fase che ci è andata, diciamo, assolutamente in maniera contenibile, a differenza ad esempio di altre regioni che nella seconda fase non hanno avuto problemi, che ne hanno avuti nella terza. Cioè in quest'ultima fase che si sta spegnendo, voglio ricordarvi, ci sono state regioni tipo l'Emilia Romagna che ha chiesto anche ospitalità, me l'avete chiesto voi, no, quella volta per le terapie intensive, è accaduto un po' di tutto. Oggi noi siamo ufficialmente la prima grande regione italiana che entra in zona bianca. Non è la festa della liberazione, ci vuole prudenza. È vero che oggi possiamo dire che abbiamo 5 contagiati per provincia, però è pur vero che il pericolo è sempre dietro all'angolo, perché se uno di questi contagiati ha la sfortuna di incontrartelo te, in maniera non protetta ti infetti, e se hai la sfortuna di non essere vaccinato rischi, e se hai la sfortuna, o meglio, se hai un'età a rischio, ma questo ormai potremmo anche dire che non c'è più, perché gli over 60 di fatto, se volevano farsi il vaccino potevano farselo, diciamo che insomma bisogna evitare. Quindi appello che faccio ai veneti: torneremo alla normalità, ci stiamo già dentro con entrambi i piedi. Avete visto che per il Veneto da stanotte si sono anticipate tutte le aperture previste dai decreti anche per fine giugno e i primi di luglio, quello che è. Gradualmente anche la mascherina diventerà, come si può dire, un accessorio che utilizzeremo come l'ombrello, come dico io, quando serve. Poi c'è chi esce di casa sempre senza ombrello, si ciappa da quella lavare che non finisce più. Però la mascherina ce l'avremo in tasca, perché adesso c'è come si può dire, sto tormentone nazionale. Quanto porteremo la mascherina? Io non dico più quando servirà? Per me è impensabile personalmente pensare di non averla più in tasca, no? Anche perché posso dire, c'è qualcuno di voi che ha preso il raffreddore quest'anno? No? Mettite che ha acciappato tutto sto anno. Dite che hai bocce in casa, quindi te che ha un vivaio del virus. Però al di là delle battute, mi perdonerà Marco, la verità è che abbiamo capito anche delle cose, no? Io non dico che bisogna portare la mascherina per il raffreddore, ma sto dicendo un'altra cosa che abbiamo capito, che in occasioni di assembramento ci capita di trovare una coda al supermercato super affollata, abbiamo da fare un accesso a un ufficio e vediamo super affollato, ti metti la mascherina, nessuno sorriderà più. Quindi ai veneti faccio veramente appello, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, continuiamo a farlo, vivete, diciamo, questa fase di graduale normalità, perché è così, la stagione ci aiuterà, quindi ci aiuterà nella ristorazione, nei bar, vivremo sempre di più all'aperto, insomma le temperature ce lo permettono, no? E penso che questo sia utile ad aiutarci a far cosa? A chiudere la campagna vaccinale, a fare in modo che si possa fare il giro di boa completo, che è il vero nostro grande obiettivo. Sentite, sui vaccini si può dire di tutto, ci possono essere ancora dei punti di domanda, però una cosa ad oggi è certa, che chi è vaccinato non si ammala. Noi abbiamo svuotato gli ospedali. E non è perché c'è la bella stagione, lo vediamo perché comunque quando ci arrivano gli infettati che sviluppano malattia, perché quando io vi do questi numeri vuol dire che ci sono persone sintomatiche sostanzialmente, o qualche asintomatico beccato nel contact tracing, vediamo che non sono vaccinati.
Quindi appello che faccio ai veneti, ancora pancia a terra, lavoriamo per venirne fuori bene, noi ci stiamo mettendo il massimo di impegno qui in regione, assieme a tutta la squadra, continuiamo con le vaccinazioni, però poi un po' di attenzione ci vuole ancora, Poi sapete, di questo virus, vorrei dirlo chiaramente, non è che sappiamo tutto, Scienziati sa tutto. Io dico che non sappiamo tutto, perché basterebbe leggere la letteratura scientifica internazionale per capire che si dice tutto e il contrario di tutto. Potrei farvi 1000 esempi, dalla mascherina che non serviva utilizzarla all'inizio, vi ricordo, al ruolo degli asintomatici. Vi ricordo che quando io feci fare i famosi tamponi di Vo, l'OMS diceva che i tamponi andavano fatti solo ai sintomatici. Quindi noi non avremmo mai trovato 83 asintomatici a Vo. Allora io penso che dovremmo fare attenzione al tema delle recrudescenze, dovremmo fare attenzione al tema di eventuali focolai che potrebbero ancora nascere. Noi non caliamo, ve lo dico subito, non caliamo la guardia con il contact tracing e con i tamponi. Se vi aspettate che la regione metta via la macchina dei tamponi vi sbagliate, cioè noi non la chiudiamo la macchina dei tamponi e cercheremo di capire le evoluzioni che avranno le varianti. Allora, le varianti sono state demonizzate, giustamente, no? Però abbiamo capito che quando ci aspettavamo il brutto tempo non è arrivato, quando ci aspettavamo il bel tempo è arrivato il brutto tempo, con la storia delle varianti, no? Allora io penso che oggi il mondo scientifico dice che la copertura dei vaccini rispetto alle varianti è assolutamente performante. Questi vaccini verranno sicuramente modificati adesso per la prossima stagione. Ci stiamo preparando a una terza dose che ci sarà, no? Chi vorrà fare il richiamo è giusto che abbia la possibilità di di farsi la copertura. Io oggi vi dico questo, quali sono i 2 annunci? Ne ho uno, diciamo, più come si dice, più di contingenza e anche umano. Siccome siamo entrati in zona bianca e siccome qualcuno vorrà anche sposarsi, avrà delle celebrazioni, ci sarà una cresima, un battesimo, allora io dico questo: chi ha le partecipazioni avrà un canale preferenziale per vaccinarsi subito. Chi va al matrimonio, per farla in sintesi, va nella piattaforma, ve la spiego bene, registrerà il suo codice, forza il sistema, con la forzatura c'è il forza il sistema, troverà se è invitato a un matrimonio, clicca e lì si fa il vaccino in tempo reale, però dovete andarmi con le partecipazioni al centro vaccinale, che adesso non salta fuori che tutti vanno al matrimonio. Ma non perché non siano vaccinabili, perché non è giusto saltare la fila se non c'è una necessità come questa. Però c'è un saltafile. Gli over 60, traduco, tutti quelli che hanno più di 60 anni, quei che capite 60 anni, lo dico anche in inglese? No, l'ho appena detto prima. Possono andare senza appuntamento, con accesso diretto in qualsiasi centro vaccinale e hanno diritto ad avere la vaccinazione con Johnson & Johnson, una dose sola. Da oggi. Mi hanno garantito che da 2 giorni hanno Johnson & Johnson in tutti i centri vaccinali. Prego? Sì. Quindi chi ha più di 60 anni non è ancora vaccinato, ha deciso di vaccinarsi, magari al computer, non sa, e gli rompe le balle andare in farmacia a farsi la prenotazione, eccetera, può andare in un centro vaccinale senza prenotazione, senza appuntamento e dire: io ho più di 60 anni, gradirei per favore di fare la mia vaccinazione con una dose sola di Johnson & Johnson. Gli stessi Johnson & Johnson sono stati dati ai medici di base, che ringrazio, per la stessa filosofia. Chiunque ha più di 60 anni, perdonatemi, e vuole farsi la vaccinazione con una dose sola, può contattare anche il suo medico di base e se il medico ha aderito alla vaccinazione avrà a disposizione gli dirà quando passare per farsi l'iniezione e con un'iniezione fa la vaccinazione. Quindi faccio appello a tutti quelli che hanno più di 60 anni, approfittatene, non so quanti giorni dura, sembra quasi di vendere pentole, ma non è così.
Approfittatene perché non ne abbiamo tanti, ne abbiamo 70.000. È vero che non sono così tanti, ormai non ne abbiamo tantissimi ancora da vaccinare. 70.000 vaccini abbiamo. Sì, Johnson & Johnson. Distribuiti in tutti i centri vaccinali per agevolare, posso dire, anche quelli dell'ultimo minuto, quelli che magari gli rompeva le balle far 2 vaccinazioni. Ecco, un'iniezione sola, il vaccino si fa. Dalla prossima settimana probabilmente, ci diceva la dottoressa Scroccaro, lo mettiamo a sistema questo modello anche per le farmacie. Abbiamo un incontro in settimana. Sì. Alle farmacie peraltro daremmo a regime Moderna, cioè Johnson & Johnson per fare sta roba over 60 e comunque Moderna perché dal punto di vista di spacchettamento, tracciabilità è più facile da gestire rispetto ai problemi che abbiamo su Pfizer. A me sembrano 2 cose straordinarie queste. Adesso c'è da capire. Voi sapete, ve lo dico subito perché so che qualcuno questa mattina l'ha già chiesto al nostro ufficio stampa, noi confermiamo che non facciamo gli open day per gli under 60 con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Voi sapete che abbiamo tenuto questa linea, voi siete testimoni del primo giorno che io vi ho detto in Veneto si utilizza dai 60 anni in su, andate a prendervi la registrazione del primo giorno e ci rifacciamo alla direttiva dell'AIFA. Qualora ci dicessero tolgano questa, come si può dire, questa frase un po' dubitativa, perché adesso da raccomandato sembra sia fortemente raccomandato sopra i 60 anni, io non ve lo so dire. E capite che la responsabilità di andarlo fatto sotto i 60 anni è una responsabilità che noi non vogliamo maldestramente scaricare sui nostri operatori. Diciamo che in questa fase preferiamo essere prudenti, magari sbagliamo, però siccome la direttiva non ti dice fai il vaccino a chi vuoi, e siccome vedo che in Germania è stato sospeso, Danimarca è stato sospeso, Svezia mi sembra la stessa roba, e abbiamo altri paesi che hanno preso altre misure, la Gran Bretagna da 30 anni è passata a 40 anni, sta alzando l'età. Se AIFA ci dà un parere chiaro lo facciamo, se no continuiamo così. Sopra i 60 anni non c'è problema, è certificato e quindi ci saranno i richiami, dopodiché c'è un dibattito adesso sulla vaccinazione, la chiamano eterologa, no? Ovvero la possibilità di fare il seconda dose anche di un altro vaccino. Vedremo se ci sarà un'espressione anche qui del CTS, di AIFA, non so di chi, vedremo cosa accadrà. Noi facciamo in modo di tenere la barra dritta. Attenzione che non stiamo accusando nessuno, stiamo semplicemente rispondendo al fatto che continuano a chiederci perché non facciamo l'open day, perché no, con i nostri tecnici si è deciso così. Cioè fare l'open day vuol dire aprire a tutte le età con un vaccino dove i nostri tecnici ci dicono in questa fase facciamo, e noi condividiamo ovviamente. Sì, non è una mancanza di attenzione, questo volevo dire. Dopodiché è legittimo fare l'open day, e che sia chiaro, è legittimo farlo, punto. Io non avrei altro da aggiungere. Ah no, sì, scusate, c'è un paio di compleanni e voglio fare gli auguri alla signora Gemma Creston di Albaredo d'Adige, e oggi fa 100 anni, quindi auguri alla signora Gemma Creston, e poi gli auguri alla signora Irma Peterlin di Piovene Rocchette, fa 100 anni anche lei, quindi 2 coetanee e compiono gli stessi anni, quindi auguri alla signora Irma Peterlin e alla signora Gemma Creston, di buon compleanno. Prego, domande? Pone, Federiva. Vai. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Oggi si è lanciato nelle televendite con grande impeto. Senta, intanto volevo chiederle per quanto riguarda gli over 60 ai quali appunto verrà riservato da subito, mi pare di capire. Subito. Ecco, la possibilità di accesso diretto senza appuntamenti. In che numero li stimate gli over 60 ancora privi di vaccino? Sui 160.000. Intorno ai 160.000. Che noi stiamo parlando di percentuali che ormai sono ridicole di abbandono, perché siamo al 100% per gli over 80, siamo mi sembra all'86% o giù di lì per gli over 70, cioè 70-79 scusate. I 60-69 sono all'82%, se non ricordo male, giusto? Sì,
no, stavo guardando, mancano 122.000 over 60. Sì. Sì, dai, su 180.000 sono. 184.000 per essere esatti, io mi ricordavo 160. Quindi 122.000 over 60 e 60. Ah, vabbè. Ma comunque noi, oggi se uno adesso ci ha ascoltato, vuole uscire di casa a fare una prova, va nel primo centro vaccinale e dice: compiti a 60 anni, vorrei fare Johnson & Johnson. C'è una linea dedicata. Spero che i direttori delle nostre ULSS abbiano informato tutti, perché è da giorni che glielo stiamo dicendo. Ecco, senta, una domanda proprio sui vaccini, sulla vaccinazione e sulla campagna vaccinale. Prego. Allora, secondo alcuni osservatori, il fatto che lei si sia speso in prima persona, quasi a garante della necessità e dell'efficacia del vaccino, ha favorito indubbiamente un accesso alla vaccinazione da parte della popolazione. Questo è quello che ho raccolto presso osservatori, operatori, persone che lavorano nei centri vaccinali. A domanda precisa. Tuttavia, se questo suo atteggiamento ha favorito l'estensione della vaccinazione, l'ha anche esposto ad attacchi crescenti da parte dei Novax. Come lei sa bene, ci sono attacchi più edulcorati che magari compaiono nelle chat più frequentate e poi attacchi velenosi e anche a volte minacciosi. Sembra quasi che queste persone dicano: ma come noi contavamo proprio su un governatore leghista non allineato per sostenere le nostre tesi, invece è diventato il paladino della vaccinazione e soprattutto ha messo in piedi sta macchina convincendo la gente a farsi vaccinare. Sono stato un po' lungo, però ci tenevo ad avere una riflessione da parte sua. Pensavo mi esprimessi la solidarietà a questo punto. Beh, insomma, sentiamo intanto se si Allora, sente... guardate, noi abbiamo fatto il nostro mestiere e il nostro dovere. Non c'è una situazione nella quale io non abbia parlato dei vaccini e non abbia ricordato che la vaccinazione è volontaria. Andate a scaricare tutti i video che volete. Vi ho fatto anche l'esempio di Veneto Banca, se vi ricordate, dell'assemblea nella quale, l'ultima assemblea, io sono andato e vedo un signore che sale dopo 8 ore di interventi e dice: io ce l'ho con Zaia, è colpa di Zaia se ho le azioni. Io ho detto: ma cosa è successo? E ho letto sul giornale che ce l'aveva anche lui, l'ho comprate anch'io. Quindi qua emulazioni zero. Noi abbiamo responsabilmente l'obbligo di organizzare una macchina e di dare a tutti la possibilità di accedere a un servizio. Nessuno è stato portato con forza alla vaccinazione. La vaccinazione, guardate, quando tu la studi all'università ti dicono: è la scelta di un popolo di convivere con la malattia. Abbiamo deciso di rendere endemico il virus, no? Io sono vaccinato e ho stimolato, a parte il fatto che io non ho iniettato RNA messaggero, non ho iniettato il virus ucciso, ho inattivato, non ho iniettato il virus, ma ho stimolato con l'RNA messaggero la risposta anticorpale. Ma abbiamo scelto di fare un lavoro di squadra. Ve lo dico perché domani mattina, se viene fuori che c'è un problema, non ci sia sempre la solita roba che è colpa di Tizio o di Caio, cioè ognuno responsabilmente va a farsi il vaccino se vuole, se no se ne sta a casa a guardare la televisione. Dopo io posso avere le mie idee, io sono vaccinato, l'assessore si è vaccinata, abbiamo ancora la seconda dose da fare, però guardo i dati, cioè, ve l'ho detto prima, l'obiettività mi impone di dirvi che i vaccinati oggi non si ammalano e la definisco sempre temporalmente, se osservate quando parla, oggi non si ammalano. Vi ho anche detto prima, io non so rispetto alle varianti se continuerà a essere performante, vi dico questo, punto. Siamo talmente attenti che vi abbiamo detto che noi Open Day non li facciamo. Siamo rigorosi con l'applicazione delle direttive e di quello che ci dicono i nostri tecnici, punto. Non tifiamo per un vaccino piuttosto che per l'altro, per noi sono tutti uguali, sono tutti autorizzati. Poi la libertà del Novax finisce dove inizia quella del Vax e viceversa, la libertà del Vax finisce dove inizia quella del Novax.
però tu puoi sceglierti di non vaccinare, ma non puoi imporre agli altri di non vaccinarsi. È stato posto a conoscenza, ha avuto sentore, ha avuto visione di una, come dire, di un atteggiamento minaccioso da parte dei Novax. Ma perché mi chiedi queste robe? Non lo so. Ma perché si leggono cose molto pesanti. Ah no, cioè, ne arrivano tutte le ore minacce qui. Non so, se le hai lette, segnale a qualcuno, non so, magari non abbiamo letto, non lo so. Nel senso che magari più che minacce esplicite, insulti molto pesanti che sembra quasi che invitino a, insomma, a prendersela con lei. Ma sentite, dovreste fare un punto della situazione voi, ma se il cittadino che è a casa e non ha gli strumenti per approfondire, si sente dire che il vaccino non serve a niente, che col vaccino si muore, che il virus non esiste, che basta curarlo a casa e come un'influenza non servono neanche gli ospedali, che abbiamo sbagliato tutta la programmazione. Può darissimo essere anche i più buoni del mondo, però poi vado fuori dal nostro contesto, vedo che le altre regioni hanno gli stessi problemi nostri, vado fuori dal paese, vedo che gli altri stati hanno gli stessi problemi nostri, vedo che l'OMS mi dice che ci sono stati 3,5 milioni di morti nel mondo e si calcola che siano almeno 10 volte tanto, 8 volte tanto, non si capisce. Vedo che comunque paesi che noi ritenevamo performantissimi, ve la ricordate la prima fase, siamo stati massacrati da bombardamento sull'efficienza tedesca. La Germania non vede più Alba, le avete viste tutte le casse, le fosse comuni a New York, qualcuno avrebbe mai pensato di vederle forse in un film? Li abbiamo visti tutti i camion con le bare. Capite che si sono vendute anche tante suggestioni? Cioè io non parteggio per nessuno, ho sempre difeso la libertà vaccinale e continuo a difenderla. Dopodiché se è una colpa anche fare il proprio mestiere, pazienza. Grazie. Prego. Bone. Allora Presidente, un po' di domande velocissime di chiarimenti. Vai. Rispetto al tema della forzatura, solo matrimonio o qualunque cerimonia? Sì, per i matrimoni. Matrimoni, sì, quindi matrimoni. battesimi, cresime, no. Questo per matrimoni. Okay. Poi sul tema delle prenotazioni dei giovani, mi pare che ci siano numeri molto confortanti. Ottimi. Addirittura migliori di quelli degli over. Lei come se lo spiega questo successo tra i ragazzi che sono quelli che rischiano meno? Allora guarda, il meccanismo è molto semplice secondo me da un punto di vista di comunicazione, se vogliamo anche fra virgolette di marketing personale. L'anziano coniuga il vaccino alla vita, alla sua salute. Il ragazzo che ha coscienza che si ammalerà di meno e rischia molto di meno per ora, lo coniuga alla libertà. I ragazzi vogliono vaccinarsi per poter avere il Green Pass, ma è anche un fatto di coscienza del fatto che questo virus lo combattiamo facendo, la chiamiamo sempre immunità di gregge. E a volte quando la spiego, l'immunità di gregge la si capisce subito con un esempio. Ve lo ricordate il flipper con la pallina? Il flipper con la pallina, per fare il punto devi entrare, mettere la pallina in buca, no? Ci sono dei punti, e voi continuate a pigiare, a fare in modo che la pallina becchi sto buco. Ogni volta rimbalza da qualche parte, no? Allora, la pallina è il virus. I sistemi che la fanno rimbalzare, che non la fanno entrare in buca, sono i vaccinati. La rimbalzano sempre. La buca è il cittadino senza vaccino. Quindi più siamo vaccinati, più facciamo rimbalzare il virus, e questo dice: dove vado adesso? Ha bisogno di un ospite il virus per vivere. Fra l'altro questo è un virus che ha una bassa letalità, quindi tiene in vita l'ospite. Per questo ci ha dato molti più danni, perché se pensate abbiamo avuto dei virus nella storia, sono stati altamente letali, se lo prendevi morivi, però aveva un periodo ristretto dopo di permanenza, perché ammazzando l'ospite succedeva questo. Però ecco, quindi è fondamentale, io voglio vederci anche questo, perché i ragazzi sanno di far parte di una squadra e la squadra non può prescindere dal fatto che la vaccinazione, poi guardate, siamo orgogliosissimi perché i numeri che fa il Veneto con i giovani che si sono prenotati è pauroso. Poi si possono avere so che li avete già mandati nei giorni scorsi, no? Sì, ma vediamo quello aggiornato di oggi, Carlo. Sì, con i dati per classe. Vi dico anche il mondo del turismo, abbiamo oltre 9.000, oggi vi daremo l'aggiornamento.
Considerate che però dei 50.000 poi molti si sono vaccinati perché hanno più di 40 anni, più di 60, per altri motivi. Poi Marco? No, perché mi risulta che in casi di ragazzi che si vaccinano con i genitori non vaccinati, ci sono anche situazioni un po' strane di questo tipo. Non sei a casa tua, no? No, ancora sono piccoli. Per cui... vero che sono sotto i 12. Va bene, poi due domande. Stranieri senza permesso e minori non accompagnati, quindi soggetti che hanno qualche problema di documenti, diciamo, vengono vaccinati lo stesso? Guarda, noi abbiamo dato disponibilità, tanto per capirci, il cittadino, l'immigrato, lo straniero o il clochard, andiamo proprio ai limiti, per noi sono da vaccinare, punto e basta. Quindi la soluzione va trovata dal centro vaccinale, ma poi so che ci sono molti che si occupano anche di opere caritatevoli che ci danno indicazioni. Quindi l'indicazione di vaccinare, poi le USL devono trovare il Guarda, modo. noi vi abbiamo sempre detto, noi governiamo da 10 anni, 10 anni e mezzo, diciamo sempre una roba, che in Veneto gli ospedali e la sanità è aperta a tutti, a me non interessa se hanno i documenti o non ce li hanno, cioè è un fatto di civiltà, punto. Ma lo sapete, insomma, l'abbiamo sempre fatto, non avete mai visto il nostro Veneto sulla stampa nazionale con polemiche perché non ha le carte, non ha carta d'identità, si curano tutti. Dopo bisogna che ci si comporti bene quando si va al pronto soccorso, non si demolisca tutto, o non si, peggio ancora, si aggrediscano i medici come stiamo vedendo anche in queste ore. Va bene. E poi l'ultima è sulle visite arretrate. Abbiamo date? L'assessore sta seguendo perché Speranza ha dato un dato del 42%, ma credo nazionale, di visite arretrate. Non so se è un dato replicabile al Veneto. Mi hanno confermato questa mattina che abbiamo chiuso, penso che già domani o dopodomani, quindi nei prossimi giorni, insomma, vi diamo il piano di recupero di liste d'attesa con tutti i numeri, anche perché non stanno più chiudendo. Prossimi giorni, adesso non so se è pronto per domani, però insomma mi hanno detto stanno chiudendo, quindi anche con il numero, come le recuperiamo, le aggiuntive per recuperarle. Va bene, aspettiamo, grazie. Prego. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. A proposito dell'impegno che lei prima ha assunto sul fatto di non abbassare la guardia su tamponi e contact tracing, i bollettini hanno sempre più numeri risicati, vuoi perché il vaccino evidentemente sta dando i suoi risultati, vuoi perché la stagione aiuta, vuoi perché meno casi generano meno contatti, quindi si innesca un meccanismo virtuoso. I medici però ammoniscono appunto sulla necessità di non calare con l'attività di testing. Le chiedo, cambierà qualcosa nelle regole di sanità pubblica ora che la campagna vaccinale è arrivata a questi numeri? Per esempio, lo screening dei sanitari continua con la stessa periodicità? Le altre categorie? Presenteremo il piano di sanità pubblica che ormai è fatto una settimana e l'ho visto scritto. Sì. Domani lo portiamo in giunta. Però volevo dirvi una roba in particolare. Se c'è in Italia uno che ha sempre proposto, e voi potete andare a trovarvelo nelle registrazioni, il fatto che ci sia un numero minimo di tamponi su abitanti uniforme in tutta Italia, sottoscritto. Lo sapete, l'ho detto, la famosa incidenza, ho detto calcolatela, ma se uno non fa tamponi non trova mai, vi ricordate il dibattito, è passato questo, Quindi noi abbiamo un numero minimo di tamponi da fare, anche se siamo zona trasparente e non bianca. Infatti noi nel piano ce l'abbiamo, con delle modalità, vi dico anche che faremo, diciamo, dei carotaggi nella popolazione, perché è inevitabile, no? Pensa, quest'estate dove vai? Ovviamente di default noi continuiamo sulle RSA, case di riposo, operatori, ospiti e ovviamente personale sanitario, cioè non è che abbiamo abbandonato. Quindi con la stessa periodicità però, Presidente? Cioè, mi sembra che ogni 20 giorni a memoria, però insomma mi sembra facciamo ogni 30 giorni i sanitari, tutti, ogni 20 giorni gli ospiti delle strutture RSA. Okay. Sì, va bene, dopo lo presenteremo il piano perché è molto più complesso. Però si chiede perché un ritorno alla normalità dovrebbe prevedere pian piano un allentamento, ma al tempo stesso non bisogna allentare troppo. Però non è neanche invasivo, no? Cioè non è che tu ti ritrovi, cioè il cittadino non se ne accorge neanche, perché avremo quelli di screening che dobbiamo fare, che sono RSA e sanità. Poi ne avremo che faremo noi per la popolazione, dove cercheremo di fare dei target e andare a colpire dei target. Ma ecco, però voglio dire che questa non è una proposta che nasce dal fatto che qualcuno lo dice sui giornali, in TV, cioè è scritta nero su bianco, fra l'altro c'è un provvedimento che lo prevede. Cioè non vorrei che passi anche questa idea che i tamponi fermo perché li domanda qualcuno, è scritto in un decreto.
che appunto verrà approvato dalla Giunta e che ha avuto anche il vaglio del CTS, però lo presentiamo dopo che c'è l'approvazione. D'accordo. Poi a proposito della terza dose, questa mattina il commissario Figliuolo in audizione alla Camera appunto diceva che stante le attuali indicazioni dello scenario epidemiologico si profila la necessità di una nuova ondata di vaccinazioni appunto. State già ragionando sulle date, si era parlato appunto di settembre, man mano che la campagna avanza immagino che anche il calendario... Non dismettiamo la macchina, sì. Siamo pronti, vogliamo vedere quale sarà anche la direttiva della sanità, perché ci darà un tot di mesi dalla seconda dose, a quel punto iniziamo la programmazione, perché per noi è una condizione sine qua non per cominciare a chiamare. Se ci dicono 6 mesi, pensate che quelli di dicembre dobbiamo chiamarli tutti. Okay. Di gennaio, perché la seconda dose se la sono fatta dopo 21 giorni. Quindi aspettate il via da questo punto di vista. Aspettiamo proprio la circolare che identifichi, immagino sarà del CTS, che identificherà il lasso di tempo tra la seconda e la terza dose e anche le modalità, perché penso che la vaccinazione eterologa diventerà una possibilità, cioè che uno non è che se è iniziato con il vaccino X lo fa per tutta la vita, poi c'è modo di andare avanti con altri vaccini. Ok. L'ultima domanda ci arriva da una lettrice della zona della ULS 4, ha un figlio in partenza per l'Erasmus il 23 luglio per 5 settimane, ha prenotato, è 16enne il ragazzo, la prima dose per il 27 giugno, stanti gli attuali tempi non ce la farebbe ad avere il richiamo prima della partenza. Si è rivolta sia all'azienda sanitaria che al medico di famiglia, i quali non gli hanno saputo dare risposte. Lei, Presidente, qualche giorno fa era tornato sul tema dicendo che insomma ci sarebbe stata una certa elasticità. Abbiamo discusso anche stamattina, allora ci dovrebbe essere a portare la possibilità di cambiare, se però non è nell'asso, siccome a 16 anni avrà fatto Pfizer o Moderna, il richiamo lo si fa dai 35 ai 42 giorni. È quello il tema, infatti. Lui vuole farlo prima dei 30. Sì, in questo caso sì. E a chi deve rivolgersi? Questo è un abito sartoriale, dateci il numero e cercheremo di capire. Come al solito chi risponde al telefono non risolve il problema, no? Perché questo è il vero tema. Okay. Perché qui ci vuole, non c'è libretto usa e manutenzione, io mi incavolo ogni volta perché dicono ma non c'era indicazione, ma capirai che se devono andare all'estero fai sto vaccino e finisce lì, non muore nessuno. Grazie. Quindi date a noi il numero che risolviamo il problema, se ce lo date. Quindi faccio appello a chi risponde al telefono magari di una domanda. Esatto. Sì, ma se mai è possibile fai 3 domande prima e una dopo. E così arriva a 4, no? Ma io so che lei gradisce, così può esternare le sue... No, ecco, una domanda extra vaccini. Sul nostro giornale oggi il ministro D'Incà manifesta una serie di perplessità e di critiche sulla Pedemontana. In sostanza dice che, dal suo punto di vista, che l'opera è costata moltissimo e che ha forti dubbi circa la sua sostenibilità. Bene. Lei ha qualche timore sulla sostenibilità finanziaria? Io ho dubbi sulla sostenibilità di quello che dice il ministro. Però devo notare una roba, che ha fatto un passo in avanti. Fino a prima dell'inaugurazione erano contro la Pedemontana, insomma un passetto, un grande passo, no? Rappresenta un partito che era contro la Pedemontana. Si è fatto una campagna contro la Pedemontana. Adesso finalmente la stanno usando, allora adesso va bene la Pedemontana, però non sta in piedi. È inutile una dichiarazione del genere. No, voglio dire, al di là della replica, ma scusate, questa è un'opera che nasce negli anni 90, non me la sono inventata io. Ho trovato un cantiere che era un cadavere eccellente, si è riusciti a risolverla, se D'Incà non gli piace fa le strade normali, cosa volete che vi dica? Ok. Non le abbiamo mica chiuse le strade normali, le abbiamo rinfoltite, 62 km in più di viabilità ordinaria abbiamo fatto, 68 e 94,5 di autostrada. Posso dire, un Ministro della Repubblica, di tutti i problemi che aveva, parla di sta roba qua. Mi spiace anche rispondere così perché c'è una degna persona, non ho niente da dire, ma insomma tutto c'è un limite. Il critico sulla fascia Pedemontana, per fortuna che c'è. Bene, per la verità la questione non era in questo caso l'utilità o la qualità dell'opera, era la sostenibilità in rapporto ai costi. Ho capito, allora io dico, il Ministro D'Incà
firma una cambiale in bianco che se va tutto bene ci mette del suo, non lo so, cosa volete che vi dica? Cioè non ho mica deciso io il piano finanziario, sono stati fatti dei calcoli con i flussi di traffico, come si fa con tutte le opere. Insomma, loro mi sembra che hanno chiuso bene con il Benetton, no? Con l'uscita di Atlantia. Casomai faremo una robettina simile. Vabbè. Arrivederci. Grazie.